Alle 8 del mattino del 29 ottobre 1921, dalla stazione ferroviaria di Aquileia partì un treno che entrò nella storia d'Italia. Era il convoglio che dopo 5 giorni di viaggio portò la salma del milite ignoto a Roma per essere tumulata all'interno del Vittoriano il 4 novembre. Quella salma fu scelta nella basilica di Aquileia da Maria Bergamas, madre di Antonio, sottotenente che morì in combattimento senza che il suo corpo fosse stato mai più ritrovato. Oggi una cerimonia solenne promossa nel quadro delle celebrazioni dedicate al centenario della Grande Guerra dalla Regione Friuli Venezia Giulia assieme all'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani ha ricordato quegli 11 militi ignoti che riposano nel cimitero degli eroi accanto a Maria Bergamas, simbolo di tutte le madri vedove che persero gli affetti più cari in tutti i più insanguinati campi di battaglia del primo conflitto mondiale. In rappresentanza della Regione, l'assessore Maria Grazia Santoro ha partecipato alla deposizione della corona d'alloro portata da un soldato e da un marinaio in ricordo delle due uniche forze armate combattenti nel 15-18 e deposta presso il Sacro Sacello dal presidente nazionale UNSI Roberto Congedi assieme al prefetto di Udine Vittorio Zappalorto, al sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero, presenti il questore di Udine Claudio Cracovia e rappresentanze del comparto difesa e sicurezza. Dopo la Santa Messa concelebrata nella Basilica Patriarcale dall'arciprete Adelchi Cabas assieme a Don Giuseppe Ganciu, cappellano militare della Brigata Alpina Iulia e decano dei cappellari militari del Friuli Venezia Giulia, in una gremita piazza Capitolo, presenti una trentina di sindaci del Friuli Venezia Giulia, il presidente UNSI ha consegnato le pergamene in memoria del sacrificio dei combattenti alle amministrazioni decorate con medaglia d'oro al valor militare e al valor civile. Credo che appunto qui siamo davvero nel luogo sacro perché siamo appunto all'interno di un cimitero, ma che unisce insieme il valore dei nostri soldati, il valore della patria, il valore della comunità, rappresentato appunto in quella madre che rappresenta tutte le madri e tutte le comunità che hanno perso i loro affetti, ma in virtù di un valore più alto. Sì, oggi noi abbiamo completato insieme alla Regione Friuli, perché ricordo che è un progetto fatto con la Regione UNSI e Regione Friuli, abbiamo completato il 12 dicembre nostro, siamo partiti da Roma, dall'Altare della Patria, dove c'è un milite ignoto individuato poi dalla signora Maria, e siamo venuti a chiudere qui a Aquileia per gli altri 11, quindi a ricordare questo momento di valori e di memoria, ma soprattutto da trasferire alle giovani generazioni. Quindi oggi siamo qui e abbiamo trovato, personalmente ho trovato non un cimitero, un luogo di riposo come l'edificio del sacerdote, ma comunque un centrato di vita, quindi di vita di quei valori che altri l'hanno sacrificata per noi, soprattutto per la democrazia e la libertà.